Buongiorno a tutti, ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Manuel, titolare dell'Osteria Acqua e Farina di Imponzo di Tolmezzo, e oggi siamo qui per preparare insieme a voi un piatto, un filetto di vitello in crosta di semi di zucca con una crema di montasio, del radicchio di Treviso e dello spinacino ripassato in padella. Tagliamo una scaloppa di filetto di vitello, lo passiamo nel sale e nel pepe e in una polvere di granella di semi di zucca. Lo rosoliamo nel burro chiarificato in tutti i lati, dopodiché lo passiamo nel forno a 160 gradi per un 15-20 minuti. Poi prepariamo la crema al montasio, quindi tagliamo a pezzetti del montasio sui 5-6 mesi di stagionatura, lo mettiamo a bagnomaria dentro una ciotolina di acciaio e lo facciamo sciogliere con un po' di panna e aggiungiamo un po' di pepe. A parte prepariamo dello spinacino saltato con un filo di olio all'aglio, un'acciuga e lo facciamo appassire. Inforniamo un po' di radicchio di Treviso tagliato a spicchi con solo del sale, del pepe e un filo di olio. Preparazione del piatto: radicchio di Treviso, spinacino saltato, il nostro filetto tirato fuori dal forno, scaloppato, e la salsa al montasio sopra il filetto di vitello. Finiamo il piatto con una grattata di pepe e un filo di olio ai semi di zucca e delle perle di aceto balsamico. Un saluto dall'Osteria Acqua e Farina, vi ricordiamo di seguire le nostre pagine Facebook e Instagram, Osteria Acqua e Farina di Tolmezzo, per avere informazioni sugli orari, e sui giorni di apertura e sui nostri menù e sulle nostre nuove proposte. Ciao!